Ciao, sono Alberto Dario, sono uno degli organizzatori di Senza Copertoni, questa manifestazione che ogni anno cade nella metà di giugno a San Vito di Altivole. Questa gara molto particolare che ha tempi lontani perché appunto nasce negli anni 70, è una competizione che si inserisce all'interno di altre competizioni che una volta si disputavano appunto il 15 giugno, giorno del patrono di San Vito, chiamate appunto Giochi Senza Frontiere. Una competizione che appunto è la tradizione di San Vito, portata avanti per tanti anni, finché appunto prima degli anni 2000 è andata a perdersi e ripescata da dei ragazzi nel 2006 appunto, che tuttora sono gli organizzatori dell'evento, e anno dopo anno ci impegniamo nel portare avanti questa competizione. Per San Vito è una gara molto molto sentita perché fa parte proprio della tradizione, è una gara molto particolare per chi viene a vederci, perché ovviamente dal nome si capisce che le bici sono appunto senza i copertoni, però non è l'unica particolarità, appunto perché le bici, oltre a non avere le gomme, non hanno neanche i freni, sono senza cambio, quindi monomarcia, e deve essere assolutamente una bicicletta da donna. Quindi queste sono regole fondamentali per ogni cantone, che appunto devono preparare le bici. Appunto ormai è storia che ogni squadra si ritrova nei propri angoli, insomma, di San Vito per preparare le bici. Tanti magari prendono le biciclette delle nonne per smontarle e prepararle, e appunto si ritrovano così e fanno anche comunità, ovviamente. A San Vito infatti le squadre vengono chiamate cantoni, e appunto sono 4, perché il paese è diviso in 4 colori, perché appunto sono 4 colori caratteristici di ogni angolo del paese: il verde, il giallo, il celeste e il rosso. Ogni cantone, ogni colore appunto rispecchia delle particolarità del paese e del suo angolo, insomma. La gara maschile si articola in 10 giri, in cui ci sono 5 corridori per squadra, appunto ogni corridore fa 2 giri ed è una staffetta. Più c'è il giro di qualifica, appunto il giro di qualifica è importante per determinare la griglia di partenza. Da qualche anno a questa parte è stata introdotta anche la gara femminile, e le ragazze sono carichissime appunto ogni anno, quindi è bellissimo vederle correre, e invece loro fanno 5 giri, sempre più qualifica, e anche loro sono in 5 per squadra. Anno dopo anno ci impegniamo sempre a migliorare l'evento e l'attrattiva appunto della gara, perché negli ultimi anni viene riproposta sempre la diretta della gara, quindi qualsiasi persona può venire in piazza e vedere tutta la gara dal LED wall, appunto perché c'è una regia che registra ogni curva e può vedersela dalla piazza. Inoltre viene proposta anche la diretta nei nostri social, quindi su Facebook e YouTube potete vedere la gara se non potete esserci, insomma. Se non ci siete stati quest'anno, vi aspetteremo sicuramente il prossimo anno, e ricordate il nostro motto: i veri campioni corrono senza copertoni.